Jesolo stupisce ancora, rivisitando in forma nuova la Natività, grazie alla maestria dello scultore locale Sergio Dalla Mora. Ieri sera, infatti, in Piazza Milano, l'amministrazione e il comitato di Piazza Milano che ha promosso l'iniziativa e tanti cittadini hanno partecipato all'inaugurazione del presepe di Sassi, all'interno della cornice del Villaggio delle Stelle. Questa è un'iniziativa che ci ha visti da subito entusiasti proprio perché l'idea è quella anche di interpretare il Natale e il presepe è il simbolo del Natale in tutte le maniere possibili, che tra l'altro lancia anche un messaggio, ovvero la volontà di cercare di rendere la rassegna natalizia degli eventi della città il più possibile coinvolgenti al territorio. Un anno di lavoro per l'artista iesolano che pazientemente ha creato una composizione con sassi e materiali di risulta per dare forma e anima a oltre un centinaio di figure, inserendoci anche una dedica che recita: quando l'arte, senza eludere la fede, scopre l'anima dei sassi. Jesolo è una città dei presepi, quindi ho voluto fare qualcosa di diverso. Ho scoperto a un certo punto che anche i sassi hanno un'anima e quindi ho voluto realizzare un po' alla volta questo presepio. È in fase ancora embrionale perché prevedo uno sviluppo molto più grande. L'anno prossimo lo vedremo almeno 2 volte tanto. Ci saranno inseriti nuovi elementi costruttivi, decorativi, figurativi e sarà un presepio almeno alla pari degli altri, se non importante come gli altri. L'opera, esposta al centro della piazza, sarà visibile fino all'8 gennaio 2023, un modo per coinvolgere anche le piazze meno centrali del Lido con qualcosa di unico, tanto per ospiti quanto per le famiglie. Piazza Milano e il presepe di Sassi sono l'attrazione anche delle famiglie, proprio per far passare il messaggio del Natale come momento per la famiglia, e famiglia è anche uno dei concetti su cui Jesolo vuole lavorare.